Eccoci qua, 3:30, siamo arrivati sul picco di alta marea questa mattina, la luna davanti a noi, in scaduta piena, perché negli scorsi giorni ha fatto mareggiata, pioggia, come se non ci fosse un domani. E questa mattina proviamo un quarto spot differente, una spiaggia di sabbia abbastanza bassa, su una spiaggia di sabbia molto fine, con qualche scoglione molto grande dove speriamo che le spigole possano fare i loro agguati. Non ci troviamo molto distanti da dove facciamo i cefaletti, quindi un punto sicuramente molto interessante dove sappiamo che le spigole già di loro magari vengono a cercarsi appunto il cibo. Sono le 3:30, picco di alta marea. Staremo fino a che non esce il sole questa mattina. E si parte, amici. Anche questa mattina mi affido alla mia Speedmaster telescopica, bel mulinello 10.000 Shimano, una canna veloce da montare, soprattutto quando la sveglia è presto, vogliamo perdere meno tempo possibile. Una canna molto bella, potente, ma che si piega abbastanza per agevolare le fughe. Molto molto bella. 0,40 in bobina diretto, 0,40 in terminale, fluorocarbono. Quattro e mezza il primo check. I ragazzi li ho trovati un po' stanchi, ma sono ancora vivi, si faranno ancora un'oretta sotto, poi magari li cambierò. Mare completamente sceso, l'acqua torbida, ma il mare è completamente sceso. Mi aspettavo magari una condizione di onda ancora un po' presente, ma questo è quello che c'è stamattina. Ho provato a lanciare in due punti differenti, adesso mi sono allargato leggermente all'estremità, filo sempre in bando per permettere sempre un po' di vantaggio al pesce in caso di partenza, e ci aspetta un'altra bella oretta di attesa. Attenzione, al controllo delle 5:30 viene a trovarci questa torpedine, penso che sia, non mi sembra una razza, direi che è una torpedine. Quindi adesso tagliamo il terminale e la ributtiamo in mare. Da quello che ho letto penso che sia un pesce che si può mangiare, anche buono, anche perché penso che nella stagione degli amori si avvicinino in grande quantità vicino costa, da quello che ho letto. Però so anche che emette una grande scarica elettrica se toccata. Io adesso non so se è questo il caso. Tra l'altro, come possiamo vedere, si sta difendendo, poverina, con la coda. Adesso cercherò di tagliarla più vicino possibile alla bocca senza toccarla e la ributtiamo in mare, amici.
Quasi le 6. Dopo questo incontro ravvicinato del terzo tipo, sfoderiamola a 3 pezzi e ci giochiamo un jolly, un cefaletto un po' più grande che necessita di una canna sicuramente più potente. Questa è la mia Andromeda, 4,50 m 3 pezzi, e ci facciamo l'ultima ora e mezza prima che esca il sole insieme a lei. Quasi le 7, ormai il tempo per pescare sta per terminare. Eccoci qua amici, una nuova avventura giunta al termine e ha portato con sé una specie nuova per quanto mi riguarda, la torpedine, un pesce che io personalmente avevo solamente visto nelle foto e mai visto di persona. Detto questo, quando voi catturate un pesce, fate un po' come ha fatto il sottoscritto, invece di ammazzarlo, fotografarlo in casa, in sala, in cucina e poi mettere la foto su internet con scritto ma che pesce è? Cercate di fotografarlo, di filmarlo vivo e di rilasciarlo e poi chiedere informazioni e informarvi, come stiamo per fare. Basta un semplice computer e siamo collegati non solo con Facebook, ma con tutto il mondo, soprattutto con siti specializzati in accumulare informazioni come Wikipedia, che non sarà sicuramente l'enciclopedia della biologia marina, ma è comunque abbastanza sufficiente per una formazione appunto sufficiente. Comunque, la torpedine, anche detta razza elettrica per la somiglianza morfologica con l'ordine dei raiformi, sono pesci cartilaginei di forma appiattita, caratterizzati dalla presenza ai lati del corpo di un particolare organo definito organo elettrogeno in grado di produrre un campo elettrico la cui scarica può variare dai 50 ai 220 volt a seconda della specie. Quindi questa mattina abbiamo rischiato abbastanza grosso. Aspetta. Questa sottospecie di torpedine che abbiamo preso questa mattina è sicuramente una specie mediterranea, che è molto meno pericolosa di altre specie, soprattutto quelle che troviamo un po' più colorate. Questa, appunto, la colorazione generalmente negli animali indica una sorta di campanello di allarme per la loro pericolosità. Come abbiamo visto nel video, questa torpedine di questa mattina aveva un colore bruno, un colore abbastanza tranquillo, quindi io vado un po' per esclusione e presumo che dalla torpedine, magari quella con i cerchi arancioni, a questa inizia a essere meno pericolosa. È una mia interpretazione, dopo tanti anni che pesco e mi informo su animali. Comunque, chi ne sa più di me poi scriva su commenti, basta che non mi insulti. Sono diffuse in gran parte dell'Oceano Atlantico, con alcune specie endemiche anche nel Mediterraneo, e penso proprio che sia il nostro caso. Pacifico e Indiano, pur essendo eccellenti nuotatori, a differenza dei reiformi, passano gran parte del loro tempo adagiate sui fondali sabbiosi e melmosi, dove la loro forma appiattita e la loro colorazione smorta consentono loro di mimetizzarsi alla perfezione e risultano perciò invisibili alle loro prede. Situazione di questa mattina: fondale sabbioso, fangoso in certi punti, la fine nostra. Alimentazione. Sono animali cacciatori e la maggior parte delle specie utilizza la propria scarica elettrica per stordire e uccidere le prede. Quindi, ero lì, che come sempre pensiamo che certi animali siano velenosi, cattivi perché vogliono uccidere gli uomini, poi in realtà sono velenosi o cattivi dopo milioni di anni di evoluzione semplicemente per procurarsi del cibo o difendersi. Pensa un po'. Pericoli per l'uomo. Alcune specie di torpedini producono una scarica elettrica sufficientemente potente da creare seri problemi per un essere umano, che può morire annegato per via dello shock improvviso. Quindi non è che una batteria di una macchina che se la tocchiamo ci viene un coccolone. Magari una persona anziana, un bambino, prende una scossa, si spaventa, va a fondo e annega, tutto lì. E detto questo, direi che la nostra
sufficiente documentazione per non essere più ignoranti in merito alla conoscenza di una torpedine, è conclusa. Io vi do appuntamento alla prossima avventura, mi raccomando, continuate a seguire il canale, continuate a iscrivervi al canale così avete le notifiche e tutto il resto. Mi raccomando amici, ci vediamo alla prossima avventura.